benvenuto a WH. Ciao. Primo incontro, siamo contenti di averti finalmente. Prima domanda, non c'entra un cazzo come al solito, qual è il tuo piatto preferito? Cannelloni penso. Cannelloni. Sì, o parmigiano. Beh, parmigiana per me vince, per cui parmigiano. Facciamo Parmigiano. Primo cannelloni, secondo parmigiano. Bravo. Musica. Ti sei definito fuori dai confini del rap, diciamo. Hai detto che non lo ascolti il rap italiano fondamentalmente. Cosa ascoltavi? Qual è la tua formazione a livello musicale? Cosa ascoltavi in casa tua? Io ho sempre ascoltato molto Rick Ross, French Montana, Future, poi i nuovi Lil Uzi, Lil Yachty, Playboy Carti, eccetera eccetera. Invece il tuo disco, che è uscito oggi, per cui è freschissimo, si riconosce per delle sonorità che non sono neanche riconoscibili prettamente come ricalcanti la trap americana. Sei riuscito a uscire con roba qualcosa, nuova. esatto, di molto tuo. Sì. Quanto lavoro c'è dietro una sonorità del genere? Parecchie proprio perché appunto se non vuoi andare a finire che scoppiazzi qualcosa di già sentito, ti devi proprio mettere, no? È un continuo sperimentare, un continuo provare, rifare, riprovare, rifare di nuovo. Quindi comunque c'è dietro un bel lavoro, io ci sono stato dietro quasi un anno, tra tour, interviste, serate in giro, eccetera eccetera. È stato veramente un anno di fuoco per me. Tu sei uno che scrive costantemente o che ha bisogno di staccare, prendersi il suo momento No, io isolato? scrivo sempre, cioè non c'è un momento specifico, se non mi va di scrivere non scrivo, però bene o male scrivo sempre. Sei super ascoltato dai ragazzi, hai un sacco di seguito e c'è non solo una questione di ascolto ma proprio di riconoscimento in te in qualche modo. Senti questa responsabilità o pensi che ti seguono perché tu già ricalchi qualcosa che loro vivono in qualche modo? Ma penso che comunque in primis c'è un rivedersi, no? E quindi poi di conseguenza un identificarsi anche o un voler, sai, essere come. È una cosa normale, penso che ci sia sempre stata, c'era 10 anni fa con i rapper che c'erano 10 anni fa, ci sarà con i rapper che ci saranno tra 10 anni. Cioè, Quindi diciamo che tu riesci in questo momento a beccare quello che sono i ragazzi oggi e a riportarlo a livello musicale. Penso di sì, spero di sì. Sei uscito col tuo primo disco ufficiale in major, quindi sei in Universal, hai anche un bel adesivino di Def Jam sul disco che non è poco. Quali pensi possano essere i tuoi prossimi passi? Non lo so, adesso penso firmare centinaia di copie di dischi, slogarsi i polsi. poi andare a mangiare un panino e se tutto va bene stasera rilassarmi un po'. Bene, che ci sta. Quindi sei uno che insomma non progetta tantissimo, diciamo a lungo termine. No, Da questo punto non di mi vista. piace farmi incasinarmi la testa, preferisco fare Bravo. giorno per giorno. E invece a livello di live, dopo questo tour di A fine in-store, ottobre inizieranno i primi live, inizierà il tour, rinizierà. Appunto sarà quello del nuovo disco, quindi nuovi pezzi, nuovo show, sarà tutto diverso, sarà tutto più figo. Quindi niente, ci rivediamo ad ottobre. ci avete già delle idee su come impostare la roba? Ci stiamo già studiando tutto e stiamo ultimando tutto. Ci hai parlato appunto dei tuoi ascolti a livello americano, in Italia pochi ascolti, diciamo, cosa ascolti a livello europeo? A livello europeo mi piace il rap francese, SCH fortissimo. In Italia mi piacciono i ragazzi con cui collaboro io, mi ascolto molto Dark Polo Gang, Easy, Galli, Tego, comunque tutta la nuova scuola, Arcomi, tutti i ragazzi che stanno spaccando ultimamente, Vale Lambo, Enzo Dong, Beppe, Plaza. L'Italia è piena di nuove promesse. Ne parlavamo ieri in conferenza stampa, secondo me è una cosa per cui apprezzo tantissimo il tuo ultimo disco, che di fatto featuring italiani non hai voluto appoggiarti su nomi forti o che avrebbero reso un po' più facile magari la vendita. Questo è davvero una gran figata, sei credo l'unico ad averlo fatto negli ultimi anni. Non sarei coerente a dire di essere qualcosa di nuovo e poi andare a parare sempre sui soliti sistemi
Chiaro. o presunti sistemi con cui hanno cercato di emergere gli altri. Quindi, No, e poi sti un, cazzi. un disco, bravo, sti cazzi. Poi un disco che porta il tuo nome deve rappresentare il più possibile te stesso, immagino, no? Perfetto. Chiudiamo con un'ultima domanda che, come abbiamo iniziato, chiudiamo, cioè uscendo un attimo dal seminato, anche se con te, che ti sei definito non propriamente un rapper, non è così lontana da quanto stiamo dicendo, che è cosa ascolti quando non ascolti pop, dato che non ascolti pop. Non ascolto mai pop, ascolto sempre trap. Trap costantemente. Un consiglio per un musicale per chiudere? Un consiglio musicale verso chi? Boh, verso chi sta ascolta. facendo musica. No, verso chi ascolta, un consiglio di ascolto. Ah, vi direi di andarvi a ascoltare in Europa di sicuro il nuovo disco di SCH, perché c'è Cartine Cartier insieme a me, e perché il disco è una bomba dalla prima all'ultima traccia. E in America, non lo so, a me piace molto l'ultimo di Lil Uzi, penso che sia una roba veramente fresh. Perfetto. Grazie mille Sfera, in bocca al lupo per tutto, alla prossima. Bella zio. Bella.